Primo servizio, come dicevo prima, riflettiamo sorridendo. Angelo Ioppolo in vestaglia, l'alba delle pensioni. State a vedere. È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso, insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti. Amici di Camera Zen, benvenuti in questa notte. Un modo per conoscere e per conoscersi, per capire e per capirsi, e forse anche per capirci. Quando un giorno, vista l'ora tarda, è appena finito e un nuovo giorno è appena cominciato. Un giorno più per amare. Piccio, ma cu cazzo non lega le scrive queste cose? A mi scangiaro, per Marzullo mi scangiaro, a per Marzullo mi scangiaro! Scusate il disguido di prima, comunque. Amici di Camera Zen, mi trovo alla stazione centrale di Agrigento, sono le 2 di notte e quindi il mio disabile è consono all'orario. Ecco, cosa vogliamo raccontarvi oggi? Una realtà totalmente sconosciuta per tanti di voi, cioè quella che puntualmente, esclusivamente e solamente ogni primi del mese di notte c'è gente che non va a dormire, cioè proprio così, passa tutta la nottata fino all'indomani mattina fuori casa, cioè praticamente li trovate in mezza sciata. Per quale motivo? Chi sono? Aspetta un minuto, ora andiamo a conoscere insieme. Però prima di andare vorrei portare a loro un buon caffè. Bello mio, chiamarsi a chi do caffè? Ah, già così. Chi porta lo chef? Vabbè, 5 euro ti bastano? Posto? 5 euro litro di caffè. Magari va pure biscotta? Vabbè, calma, ti non farà così, forza, dai. Andiamo a vedere qua che... Vogliamo spiegare il motivo perché facciamo queste nottate? Ma per essere un po' prima degli altri. Perché ci sono problemi nella distribuzione delle pensioni? No, problemi non ce n'è. Una volta che abbiamo qua i numeri, io sono il numero 16 e c'è di aspettare. Cioè, ma lei viene qua alle 4:30 di notte per prendere la pensione? Alle 4, sì, alle 4 sono loro. Per quale motivo lei viene a quest'ora a prendere la pensione? Poi mi piace. Grazie, arrivederci. Prego, arrivederci. E poi sarà questo che sarà. Ci sono persone pure nella macchina che aspettano di prendere la pensione. Qua siamo in via Dante ad Agrigento. Lei è venuto per ritirare pure la pensione? Ma dico, ma è un disservizio, dico, questo fatto che lei viene qua di notte perché non potrebbe venire di mattina, lei all'apertura alle 8? allora uno per venire qua a prendere i soldi un po' prima fa mattinata, che se viene all'8 non se ne va più. Io posso offrirvi qualcosa da parte mia perché sono venuto qua per portarvi qualcosa. Chef, caffè! Dai, allora, è caldo caldo. Prego, scendete, c'è il caffè per tutti. Prego, prego. Invita i suoi amici a prendere il caffè. Prego, c'è questo porteggio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lei è venuto qua con i suoi amici. A che ora? E 3:30 partiamo da casa. Lei sempre per questo motivo del fatto che un già arriva a fine mese giustamente viene qua di notte a prendere. Ne sono una miseria e ne sono, poi ciò che cosa vuole fare? Dopo via Dante ci troviamo nell'altra posta di via La Vittoria qua alle mie spalle. Vediamo un po' se c'è qualcuno qua anche che aspetta. Buongiorno, anche voi qua per la pensione? Sì. Come lei non avete che fare? Stamattina viene qua. Ma bene, non cavolo che fare. Perché è venuta a quest'ora? Spieghiamo. Perché? Sì. Perché c'è un bordello, io un sacco di gente. Lei è venuto qua a che ora? Alle 4. Porca miseria. Quindi non è perché lei non ha che fare e viene qua alle 4. No, non ha che fare. Io ho 85 anni, io potrei dormire tranquillo. Ma come funziona qua? C'è un bigliettaio? Com'è? Noi qua abbiamo, vedi, chi arriva prima o qua. Proprio una vendita rendi che fare per chi siete pensionati. No, noi facciamo un elenco, mano a mano vanno venendo e si vanno scrivendo. Giustamente lo sa che a fine mese non si ci arriva più, giusto? Ancora lì non possiamo nemmeno, noi siamo condannati a morire di fame. Io sono venuto qua per fare un bel regalo, va bene? Chef, caffè! Vai, ha dato casa di mattinata, facciamo un bel caffè, qua c'è il mio chef personale. I politici si mettono belle assestate. Hanno dove bello volete e io qua bene le 4:30, ma sinceramente guarda che non va. Cose, che lei
I dolori ce l'hanno avere i dolori, non anche. No, ma c'è gente che non lo sa, che c'è questa realtà che ogni primi del mese ci sono questi poveri pensionati, scusi se il termine, ecco, ci sono questi pensionati che fanno i matinati, cioè, e nessuno lo sa. Se noi lo raccontiamo in giro, i cristiani non ci credono. Ringraziamo a chi di competenza ci fa venire qua alle 5 di mattina. Grazie ai politici, giusto capire. Perché non pensate per fare smaltare la comune che sta strada che sopra con ogni scaffa non si può camminare? E hanno fatto un palazzino che si è chiuso perché da dietro buono tagliare. Perché che di case popolari che fecero davanti su bassi, venivano un esempio, venivano un mare, ora non lo potremo vedere più. A cosa mandare prima questa pensione? Mi mandare una tassa di spazzatura di mia moglie che è morta 2 anni, 430.000 lire, a me un'auto di 230.000 lire, facchini e maleducati che su. Lei non poteva venire alle 7:30, 8 quando apriva la porta? 7:30, come mangiare? La spesa la gliela fare oggi, io posso passare morto di fame. Sembra il signor Nobile ci vuole dire qualche altra cosa in merito alle pensioni. Ecco. Alla posta centrale ci sono persone che si vendono un biglietto 50 centesimi per prendere il turno. E se andate alla posta non trovate nemmeno un cane là, c'è solo marito e moglie dentro la macchina che vendono i biglietti per 50 centesimi. E per prendere questo biglietto vogliono 50 centesimi? È dato 50 centesimi a questi signori. Chi l'autorizza? La polizia? Chi l'autorizza? La posta? Buongiorno, anche lei è qua per la pensione? Prende il numero per la pensione? No, me ne stai a prendere il mio caffè. Allora siamo qua alla posta centrale, non è in stazione. Lei è venuto qua per ritirare la pensione pure no? Ma che c'era? Non ne prendo pensioni io. Non ne prende lei? Niente. Vabbè, la stazione è sempre dritto, Prego, vada. Poi più avanti sulla destra. Arrivederci. Lei è venuto qua perché non ha niente che fare. Cioè, lei praticamente la notte non ha niente che fare e viene a capire questa pensione. Se ho dovuto dormire me ne vengo qua. Vogliamo spiegare il motivo qual è veramente a chi ci sta guardando? Spieghiamo. Qual è? Con 600 euro che fare? Tutto un mese? Ore 6:10, Fontanelle, la situazione. Altra gente. Tutti qua per la pensione pure lei? Ma lo sai che ore sono? E 4. Dove sei? Pure lei è venuto di notte qua? Tu? Per quale motivo? Per fare la pensione con i soldi. Non ha soldi lei? Cioè a fine mese non ci arriva? Ma quando arrivano a fine mese? A 3 settimane ce ne vanno i soldi. Mentre ci sono persone che prendono 6.000 euro al mese di pensione, sappiamo così. E però stanno dormendo. Dormono con il sonnellino, ma io sogno da favare, vengo da favare qua. Come mai di notte? E come mai? Tanto per passare il tempo qua, sapete quando sogno con 30 centesimi in tasca e devo andare a fare la spesa, purtroppo. Ringraziamo a chi? No, dobbiamo ringraziare a queste grandissime cornute, questi onorevoli che sono grandissime cornute, che hanno 20.000 euro ogni mese. Belle tranquille, dormono, belle tranquille. E quando si aumentano il loro stipendio, non se la aumentano di 5 euro al mese come a noi, se la aumentano di 1.350 euro ogni mese. Ho letto nel giornale, queste grandissime cornute, queste grandissime cornute, che sono grandissime cornute, sono stellate. Tutta a ringo, destra e sinistra. Voglio essere persone, sono tutte disonesti, che non credono, la bassa società, se ne stanno fottendo. Tutta la colpa a queste grandissime cornuti. Ci può dire, no, tu anche Camarresta non mi hanno fatto un favore. C'è pure gente che dorme in macchina, proprio che collassata totale, non so che è venuto questo signore qua, guardate un po', dormono in macchina, siamo arrivati all'assurdo, forse neanche dopo il dopoguerra succedeva una cosa del genere. E buongiorno, buongiorno, anche lei la pensione? No, quale pensione? Portate il mio babbo qua. C'è bisogno di grana, chi se non la gioscia non funziona, tutta macchina sigaretti non mi dona,
quanto prendi di pensione? Io capigliare, a me vale 12.000, 270 euro al mese. 577 euro. Ho 530 euro che prendo io. Io 700 euro. Con 600 euro che fare io? Tutto un mese. Non sarà mai accettabile per nessuno che vi siano persone che hanno fatto il parlamentare per un giorno e percepiscano più di 3.000 euro al mese di vitalizio.